Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi laviamo insieme la Ethos. Non ero sicurissimo di fare questo video perché sicuramente ci sono altri video che spiegano molto meglio di come farò io come lavare la bici, però lo faccio per due motivi. Uno, perché sono a dir poco entusiasta della idropulitrice portatile Karcher che ho comprato, e due, perché effettivamente quando ho pubblicato quel breve video dell'idropulitrice mi avete scritto in tanti di fare un video su come si lava la bici. Vabbè, proviamo. Alla peggio non vedrete mai questo video e non lo saprà nessuno che ho filmato questa cosa. L'occorrente è idropulitrice a bassa pressione, nel mio caso portatile, due panni per la finitura, quindi tutto quello che non c'entra con lavaggio, insaponatura e tutto il resto, quindi io uso uno per dare il bike protect alla fine del lavaggio, un panno più grezzo da usare appunto per il lavaggio per tutte le parti che sono palesemente sporche. Di solito mi tengo sempre uno straccio per fare la catena, quindi dedicato per tutte le parti con l'olio, sapone, chain cleaner, quindi sgrassatore, e bike protect per la fine. Altra cosa che serve ovviamente una bici sporca, ma questo mi sembra abbastanza chiaro. Allora io inizio da sgrassatura un po' generale a tutta la trasmissione con i rapporti posteriori, tutti i leveraggi qui, la guarnitura e le corone. Do una sgrassata al volo solo con lo spray facendo girare la catena al contrario, e poi con la prima insaponatura e la prima sciacquatura porto via un po' anche il grosso, poi rifaccio un secondo giro di fino, chain cleaner, e inizio a sgrassare. Ok, primo giro sgrassatura di massima, lo lascio agire un po', prendo il sapone, tutti i prodotti Macof biodegradabili, quindi vado tranquillo e insapono tutto. Passo di qua. Bene, qua tutto insaponato, quindi idropulitrice, questa è la OC3 di Karcher, batteria integrata, si carica da qui si carica l'acqua a 4 litri e circa 10 minuti di lavaggio continuo, quindi sostanzialmente quello che si fa con un gettone all'autolavaggio, solo che qui è a bassa pressione, quindi perfetta per le bici. Sgancio il serbatoio, qui dentro ho già la pistola, riaggancio il serbatoio, chiudo, la metto qui, premo il suo tasto, operativa. Faccio un giro così al volo per togliere il grosso e adesso inizio a ripassare tutto di dettaglio. Panno quello più sporco possibile, io uso questi microfibra, sono economici e lavati in lavatrice poi vengono puliti. Di nuovo sapone e via sulle parti più sporche. Visto che questo non è un lavaggio, diciamo, fra quelli frequenti, ma la bici è molto sporca, quello che farò è togliere la ruota posteriore dopo aver finito di sgrassare bene la catena, così lavo bene tutto l'interno del tubo verticale, tutto il carro posteriore, anche tutta la parte interna.
sgrassato la trasmissione, insaponato e sciacquato la bici, ho dato una prima asciugata al volo mentre passavo con lo straccio verde. Adesso mi tengo questo straccio qui che uso sempre e solo per il Bike Protect, che spruzzo dappertutto, tutto il telaio, forcella, e faccio anche i cerchi, attenzione a non passarlo sui dischi, e poi passo il panno per asciugare. Il Bike Protect è la protezione finale sia estetica che funzionale, perché appunto protegge il telaio anche un po' dal sudore e dagli agenti esterni. Dà un bellissimo risultato, un bellissimo effetto sia sui telai lucidi che sui telai opachi, come ho sulla Epic Evo. Quindi Bike Protect io di solito non lo do direttamente sul telaio, ma lo do sullo straccio e poi passo lo straccio sul telaio. Faccio così. Ok, ultimo pezzo, Bike Protect sui cerchi, stesso sistema. Lavaggio completato, mi sembra che il risultato sia buono. Non ringrasso subito la trasmissione perché lo faccio alla prima uscita dopo averla lavata. Questa è la bici, bella pulita. Fatemi sapere nei commenti se voi fate qualcosa in modo diverso, se anche voi lavate le bici così o se siete ancora più puntigliosi o decisamente più puntigliosi. Comunque contentissimo di questo aggeggio qua, veramente una figata. Lo tengo sempre carico, diciamo pronto a partire, con il serbatoio pieno d'acqua, ma veramente una figata, cioè metterlo via è velocissimo e comodissimo. Tac tac, e prima di rimetterlo via ricarico il serbatoio. Veramente una figata. Pro tip: una volta lavata e asciugata consiglio di fare un brevissimo giro, anche così casual, informale, perché facendo girare la bici un po' con l'aria e un po' con le micro vibrazioni si asciugano le ultime parti che potrebbero essere rimaste umide. Oltre a farmi sapere come lavate le vostre bici, lasciatemi un commento, fatemi sapere se avete apprezzato questo video, perché l'ho fatto 50% solo per voi. Ricordatevi anche, sempre con il link in descrizione, di seguirmi su Strava e su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere un giro con la Ethos, oppure no, chi lo sa. Io e la Ethos pronta al prossimo giro, vi salutiamo. Non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!